Sardigna Everywhere è un progetto che sta sviluppando un collegamento tra gli operatori economici e culturali sardi e gli operatori economici presenti fuori dalla Sardegna attraverso il contributo dei nostri corregionali, in particolare dei giovani sardi che si recano all'estero per studiare o lavorare e che hanno sviluppato interessanti esperienze professionali ed impresa. Oggi un primo appuntamento di presentazione ad Alghero nel quale vengono trattati i temi di turismo costiero, trasporti e sviluppo delle aree interne, il contributo dei sardi all'estero. E questa mattina abbiamo realizzato alcune interviste. Sentiamo allora Giannicola Saba, responsabile del progetto, e Domenico Scala, vicepresidente vicario della Consulta regionale per l'emigrazione. Buongiorno a tutti, oggi ad Alghero viene presentato il progetto Sardinia Everywhere, un progetto finanziato dalla Regione Sardegna per il mondo dell'immigrazione che cerca di stabilire dei contatti utili fra gli imprenditori locali e i nostri sardi che risiedono in Italia e all'estero. In particolare nella giornata di oggi, in omaggio alla splendida città di Alghero, il tema è quello del turismo. Sono Domenico Scala, sono il vicepresidente vicario della Consulta regionale dell'immigrazione sarda nel mondo, abito a Zurigo da circa 50 anni e opero all'interno della rete dei circoli sardi nel mondo da 40 anni. Oggi ha inizio una serie di conferenze rivolte al mondo dell'economia, al turismo, ai trasporti ed è collegata ai contributi che possono oggi offrire gli immigrati per la crescita economica della Sardegna. Abbiamo un ciclo di conferenze, si terranno 4 conferenze qui in Sardegna, questa è la prima, pertanto è stata affidata a noi come Federazione Svizzera, facciamo da apripista, poi vi saranno altre 3 conferenze per poi sbarcare in Europa. Ci sarà una conferenza a Sofia, una a Berlino, una a Barcellona, un'altra a Londra e queste conferenze vengono organizzate nell'ambito del programma annuale dell'emigrazione. I circoli, oltre a svolgere attività di promozione della Sardegna, di assistenza e di informazione, al momento si stanno impegnando per fare da volano, come già ho stato detto, all'economia regionale. Io abito in Svizzera e pertanto noi come piccola siamo pochi come circoli, ma la Svizzera è un partner commerciale molto importante per la Sardegna come anche per l'Italia, perché la Svizzera è il 4º paese al mondo che esporta prodotti nazionali italiani. La Svizzera importa prodotti dall'Italia per circa 20 miliardi di lire all'anno e qui in Sardegna, quando si parla di turismo, la Svizzera è al 2º posto, subito dopo la Germania, con circa 200.000 presenze annue. E se dovessimo fare un piccolo confronto tra la Germania e la Svizzera ha solamente 8 milioni di abitanti e la Germania ne ha 80 milioni. E devo dire che il contributo di questa crescita e di queste presenze è dovuto anche al lavoro pubblicitario che fanno gli immigrati. Sentiamo ora Gavino Ossini, presidente della Camera di Commercio di Sassari, e poi i docenti Sergio Soggio e Costantina Cussu e infine 2 studenti del liceo scientifico Fermi. La Camera di Commercio di Sassari sicuramente dentro questo progetto svolgerà il ruolo di cerniera tra quelle che sono le esigenze dei territori e quindi della parte pubblica e delle istituzioni e degli enti locali e invece le esigenze dei privati e anche dei nostri cittadini che andando all'estero a ricercare i loro spazi di economia, quindi sia per costruire la professionalità come i nostri giovani che studiano, piuttosto che gli imprenditori che vanno a ricercare opportunità di lavoro e di business all'estero, devono trovare appunto l'unione su un leitmotiv che è un obiettivo che deve essere comune, far crescere sempre di più l'immagine del nostro territorio, che è un territorio dalle potenzialità enormi, ma come spesso ci diciamo che non riesce a realizzarle completamente tutte, anche forse perché ormai viviamo in uno scaffale mondiale dove diventa sempre più complicato riuscire a farsi distinguere
e oggi se non riusciamo a farci distinguere corriamo il rischio di essere estinti, di estinguerci. Allora la Camera di Commercio aiuterà nei fenomeni di promozione, nei percorsi di promozione e soprattutto avrà anche molto piacere a utilizzare quelli che possono essere gli ambasciatori migliori del nostro sistema, quindi i nostri giovani, le nostre professionalità che all'estero vanno non solo a cercare i loro spazi ma anche ad inserirsi in quello che è un contesto globale e a svolgere il loro ruolo in un contesto più ampio che non solo quello della nostra bellissima Sardegna. Il senso della mia presenza di docente insieme agli studenti del liceo scientifico in questo contesto è quello di mostrare agli studenti il mondo delle aziende nella prospettiva della internazionalizzazione. I ragazzi fanno l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro con le imprese e tutte quante le realtà economiche locali. È questa un'occasione per entrare in contatto con realtà un po' più ampie. D'altra parte, come è noto, sono moltissimi gli studenti che vanno sia a studiare all'estero o nel resto d'Italia e sono ancora di più coloro che vanno a lavorare all'estero. È bene che ci sia una loro conoscenza e consapevolezza di queste diverse realtà. Questa mi sembra un'occasione molto importante con la coordinazione della stessa Regione Sardegna. Salve, sono in qualità di rappresentante del liceo scientifico per l'alternanza scuola-lavoro. È un'opportunità unica per gli alunni venire qui, vedere questa conferenza, vedere anche le opportunità, le prospettive di lavoro che offre il porto, avendo anche la nostra scuola lavorato in un progetto Iana de Mare, quindi qua vedono proprio l'applicazione, esperti nel settore e cosa dal punto di vista turistico-economico il porto può dare. Poi in più il fatto stesso che siano rappresentanze dei circoli sardi nel mondo fa vedere come Alghero dal punto di vista economico e turistico si apre in confini molto più allargati, in orizzonti allargati e diciamo dà pensieri, dà opportunità ai ragazzi di guardare nuovi posti di lavoro legati al turismo e all'economia non solo locale ma anche internazionale. Salve, io sono Alessio Lodge, in compagnia della mia compagna di classe Irene Salaris e siamo qui presenti oggi al Quartier Seial per partecipare a un congresso riguardante i sardi all'estero. Avendo già partecipato a un percorso di scuola lavoro già riguardante le imprese locali, vorremmo oggi approfondire le tematiche. E appunto ci è sembrata una grande occasione per poter ampliare le nostre vedute, dato che probabilmente in un futuro potremo noi andare a lavorare all'estero. Ci fermiamo ancora per la pubblicità, tra poco.